In questo video vi vorrei parlare della bradicardia. Ricapitolando, la bradicardia è per definizione una frequenza cardiaca al di sotto dei 60 battiti al minuto. La maggior parte delle volte non è patologica, ma dipende sempre dal soggetto che abbiamo davanti e dalla storia clinica. I sintomi che può causare la bradicardia patologica sono quelli dell'eccessiva stanchezza, l'astenia, oppure la dispnea da sforzo, l'affaticamento sotto sforzo, fino ad arrivare allo svenimento, la sincope o la presincope. La bradicardia va indagata con l'ECG o con l'Holter ECG, l'ecocardiografia ci è molto di aiuto in queste condizioni, fino ad arrivare a dispositivi più avanzati come il loop recorder. Nei casi in cui la bradicardia è causata da fattori secondari come l'ipotiroidismo, come disturbi degli elettroliti oppure la presenza di farmaci o altre cose, viene ovviamente trattato prima questo disturbo e si rivaluta la bradicardia. Nei casi in cui la bradicardia invece è patologica e non c'è una reversibilità, il trattamento è quello dell'impianto del pacemaker.